Buongiorno a tutti, benvenuti. Inizia questo appuntamento promosso da Confartigianato Imprese Veneto dal titolo E-commerce e logistica, quali scenari per l'autotrasporto veneto nel post-Covid. Vi informo che l'incontro è registrato, dunque i partecipanti collegati riteniamo ci autorizzino alla registrazione. Chiedo gentilmente, come sempre, a tutti di verificare di avere il proprio microfono spento. Vi do velocemente due indicazioni circa il programma della mattinata. Dopo un intervento di saluto del Presidente Trasporto Merci di Confartigianato Imprese Veneto, Michele Varotto, che saluto e ringrazio, avremo il piacere di ascoltare e vedere il contributo di Marca Ghettaz, Managing Director di GIPA Italia, riconosciuto ed affermato esperto di trasporto e automotive, che ci illustrerà il suo studio Il trasporto post-Covid. A seguito del suo intervento mi prenderò poi qualche minuto per offrirvi qualche spunto informativo sul fenomeno dell'e-commerce e in particolare su Amazon come attore di riferimento di questo mercato. Infine avremo il piacere di avere ospite il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Iraci Sareri, per un saluto conclusivo. Direi che a questo punto possiamo dare la parola al Presidente Varotto per il suo intervento di saluto. Ringrazio i partecipanti della giornata. Adesso, visto la serie di appuntamenti del trasporto che abbiamo avuto in questo periodo, diventa sempre più incalzante le riunioni. Credo che per l'estate daremo un po' di riposo, poi riprenderemo a settembre. Saluto il professor Mark Agwetez, spero che l'azienda sia giusta, e sicuramente il nostro punto di avanti dei numeri nel mondo del trasporto dell'automotive, un luminario su queste cose, quindi è risaputo, anche me lo ricordo dai nostri stati generali, che ha fatto quel bellissimo intervento, che tutti sono stati molto attenti sui numeri che danno. E non so se è presente il vicepresidente Iraci Sareri, non l'ho salutato per primo perché non lo vedevo, comunque se è collegato. Mi aveva avvisato che si collegherà tra un po'. Faccio solo due paroline da presidente, così aspettiamo se qualcun altro si collega per cominciare. Molto interessante queste pillole di questa giornata, perché il mondo della logistica è entrato nel mondo, diciamo, del trasporto, anche se non è il mondo del trasporto da una ventina d'anni. Ha avuto questa crescita esponenziale, è parte integrante ormai del nostro sistema, e il trasporto si è integrato con la logistica. Io, da rappresentante del settore artigiano, che comunque è l'80% della forza della movimentazione di questi merci, dico che oggi serve capire e serve interpretare i numeri che verranno dati, perché comunque i numeri non mentono, verranno interpretati in qualsiasi modo, però i numeri non mentono. E credo che le strategie della logistica per la fluidità di merci per il futuro sia importante, e questi pacchetti di sistema mondiali, ho un pensiero che per il futuro devono anche mettere su misura per ogni stato, per ogni zona dove funziona, perché non tutto è uguale, non tutto funziona allo stesso modo, e nel momento che tu riesci a studiare i numeri, interpretare il sistema del trasporto, è anche molto più fluido, molto più comodo e meno oneroso la distribuzione e la logistica. Perché abbiamo un stile di vita che è cambiato, la gente si sta abituando. Io ho paura e spero che non diventi un abuso di questo sistema, perché diventando un abuso diventa un sistema che va in conflitto, è un sistema che si può interrompere, avere dei punti di rottura. Quindi
Per questo motivo i numeri devono essere studiati per capire dove bisogna puntare, dove bisogna fermarsi, perché è molto importante. È una cosa da presidente regionale, continuo a ribadire che noi rappresentiamo il mondo del trasporto, siamo integrati con la logistica, siamo anche trasportatori con la logistica, ma non siamo parte della logistica e quindi noi facciamo il nostro lavoro, lo facciamo bene, siamo preparati, ma non deve essere, come dire, un abuso o un obbligo di quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo delle regole, le seguiamo e facciamo tutto il resto, però gli obblighi che certe volte ci vengono imposti nel sistema dell'ultimo miglio, perché è molto bello fare numeri, fare grandezza, aumenti, tutto il resto, però c'è anche un settore di distribuzione, un ultimo miglio che deve essere considerato perché è una parte integrante. Ecco, quindi ho guardato le slide di come è strutturata la giornata, molto interessanti i numeri che ci darà Mark, che è proprio lui il maggiore esperto, diciamo, di numeri di automotive e di autotrasporti. Ce ne sono, però noi abbiamo la punta di diamante. E poi anche ho letto sul dottor Alvise di cercare di capire sulla logistica, che ha preso come nome Amazon, e che quindi possiamo anche dire, perché non è solo là, perché ci sono altri sistemi di logistica, ce ne sono tantissimi, non è l'unica, e ha fatto uno studio molto interessante, quindi è interessante ascoltare cosa dirà alla fine. Vedo che un po' di gente si è collegata, un po' politicamente l'ho tirata un po' lunga aspettando qualche collega che vedo che sono arrivati, quindi lascio la parola a Mark che cominci con la sua relazione. Vi ringrazio e saluti. Grazie Presidente. Non ruberei altro spazio al nostro ospite, quindi do la parola a Marca Ghettaz, Managing Director di GIPA Italia, che ringrazio moltissimo per la partecipazione. Grazie a te Alvise per la parola, grazie a Michele per l'illuminante introduzione. A parte la presentazione molto lusinghiera e forse è andato ben oltre quello che sono in realtà, sono eventualmente un lumicino, non un luminare, cercherò di condividere con voi, quindi riprendo appieno il suo commento, cercando di dare un senso ai numeri, ma è la mia personale interpretazione di questi numeri, e credo che sempre di più in un mondo che ha la brutta abitudine di imporre una visione unica, un pensiero unico, è un invito a tutti a riprendere questi numeri e a cercare ognuno per noi di farne la propria interpretazione. Mi rifaccio a un commento che avevo sentito di Chiara Mauri, che è una professoressa della Bocconi, che diceva: solo a scuola c'è un problema, una soluzione. Nel mondo delle aziende ha una situazione, cerco di evitare la parola problema, ma a ogni situazione la singola azienda troverà una risposta che sarà diversa dalla risposta dell'azienda accanto, anche perché in qualche modo imitare quello accanto è solo la garanzia di arrivare, se va bene, secondo. Se io inseguo qualcuno arriverò secondo, non arriverò mai primo. Tocca a ognuno di noi di trovare una strada unica, perché unica diventa strategica, che ci permette di sviluppare le singole aziende, le singole attività, e per quanto riguarda l'attività artigiana di farla stare bene, fare in modo che quell'attività mi consente, io imprenditore e ai miei collaboratori, perché l'imprenditore anche si sia dimenticato la vocazione e la finalità di creare anche ricchezza, e sappiamo quanto i mezzi di trasporto, come li concepiamo oggi, hanno creato ricchezza in Europa occidentale negli ultimi anni. Quindi se andiamo a farci del male guardando i numeri, e molti numeri, perché spesso sono talmente fiero
quello che riusciamo a mettere insieme, che ho la brutta abitudine di annegare chi mi ascolta sotto i dati, ho cercato, ma mi sono limitato a una trentina di diapositiva, quindi cercherò di non troppo, di andare sul ragionamento e soprattutto seguito il ragionamento, non il numero. Allora, il primo elemento che è rilevante per tutta la nostra economia è la situazione nella quale ci troviamo al 31 dicembre del 2020 e la situazione non è molto migliorata, perché voglio ricordare che il primo numero che aggiungiamo a questo è meno 0,4% per l'andamento dell'economia nel primo trimestre del 2021. Questo per ricordare che nella precedente crisi, quella del 12 e del 13, abbiamo ancora perso quota in maniera rilevante, tant'è vero che nel cumulato dal 2011 al 2019 l'economia complessiva è solo a più 0,6% e se prendiamo l'orizzonte più lungo, quindi prima della precedente ancora crisi, perché non ci siamo fatti mancare niente, quindi prima ancora della crisi del debito interno c'è stata quella della finanza internazionale 2008-2009, quindi se prendiamo il riferimento 2007 siamo alla fine del 19 a meno 3,1 e se aggiungiamo ancora il meno 9% del 2020, che è la conseguenza economica non della pandemia, delle decisioni legate a contrastare la pandemia, siamo a meno 12% rispetto alla ricchezza annuale prodotta in Italia nel 2007 e non c'è decrescita felice. Se guardiamo invece più di dettaglio la dinamica delle tonnellate di merci trasportate su mezzi italiani, ci rendiamo conto che abbiamo avuto tra il 2011 e il 2014, legato al fenomeno di esterovestizione delle grandi aziende, un calo del 28% delle merci trasportate e poi una lenta ripresa a partire del 2015 del più 2%, che potrebbe esserci accelerata come crescita o come percentuale, ma non in valore assoluto, perché lo vedremo più avanti. Comunque c'è stato dietro un calo della ricchezza prodotto e quindi della manifattura anche un calo del volume di merci trasportati. Un altro indice che ci fornisce Eurostat è l'indice delle tonnellate chilometriche, che sono molto correlate all'evoluzione dell'economia. Vediamo come nel 2009, a fronte di un calo dell'economia del 4,3, la dinamica di questo indice, tonnellate chilometriche, è sprofondato poi per rimbalzare nel 10 e l'11 e veramente ripartire nel 17, che è stato l'anno di maggiore crescita dell'economia. Va ricordato, e comunque parliamo di trasporto, che la crescita del PIL del 17 secondo me è da attribuire a un solo comune in Italia, che è Melfi. La partenza dello stabilimento di Melfi con Renegade e 500X è stato il grande attivatore dell'economia italiana, che ha beneficiato a tutti, compreso alla metalmeccanica e elettromeccanica del Veneto, perché per €1 di fatturato dell'automotive probabilmente la generazione è oltre €2 per il PIL. È uno strumento estremamente forte nell'attivazione dell'economia. Poi per il 21 i primi dati che avevamo in mano era una previsione di un rimbalzo che faceva veramente piacere vedere, del più 6,5%, 6,6%, quando Banca Italia, Banca Mondiale, Eurostat, Finch, Standard & Poor's hanno comunicato sull'economia italiana, parlavamo di 6,5%, penso che non riusciremo a fare 3,5% quest'anno, e questo sarà il vero dramma della ripartenza. Se andiamo a guardare quello che succede accanto a noi, in termini di produzione industriale, che poi è quello che conta per noi che trasportiamo merci,
non si trasporta in qualche modo un biglietto di treno o un'elaborazione di un nuovo sito internet. Ci vuole la manifattura per generare trasporto merci, ci vuole comunque consumo, investimento. Meno 16 rispetto al 2008 nel 2019, che è l'ultimo dato che abbiamo a disposizione. Questo dato non è un obbligo in Europa occidentale. La Francia ha fatto meno 6, ma la Germania ha fatto più 2 e la Polonia ha fatto più 55. Sull'insieme dei paesi dell'Unione Europea la crescita della produzione industriale è più 1. Ma questo possiamo anche paragonarlo alla variazione dell'indice delle tonnellate chilometriche, sempre la stessa base. In Italia meno 31, in Francia meno 16, in Germania meno 7, in Polonia più 92. Cioè o i polacchi hanno deciso di trasportare 2 volte tutta la manifattura che producono perché si divertono di più, oppure stanno trasportando la manifattura di qualcun altro. Okay. Ricordo che la Polonia è il primo paese per il cabotaggio in Germania, ad esempio. Una cosa curiosa è che il Lussemburgo è il primo paese di cabotaggio per la Francia e credo che la Germania sia il primo paese di cabotaggio per l'Italia. Quindi questo dimostra che il Lussemburgo non è solo una banca, ma è anche un piazzale di un trasportatore per alcuni paesi vicini. Comunque l'evoluzione dell'economia, l'apertura dell'economia fa che le merci trasportate sono cresciute 2 volte più velocemente, più 2 nel periodo, rispetto alla manifattura cresciuta dell'1%. Poi se guardiamo quello che è successo, prendiamo i dati ISCAT, che devo sottolineare che da giugno non sono più disponibili, non si leggono più i dati delle società autostradali, ma almeno abbiamo il primo semestre e ricordiamo che ad aprile l'utilizzo dell'autostrada per i veicoli pesanti è calato del 49%, mentre credo che sia completamente stata annullata per le vetture leggere, e questo 49% è molto vicino a quello che le officine di riparazione ci hanno dichiarato come attività di manutenzione per i mezzi pesanti durante il periodo. Se guardiamo invece quello che condiziona fondamentalmente l'attività di trasporto, che è il parco, i veicoli immatricolati che entrano a far parte del parco, abbiamo avuto un anno segnato a meno 14, facendo il conto tondo, con un primo semestre molto negativo. Si è perso fino al 50% delle immatricolazioni nel periodo che va da marzo a giugno, e poi dopo è stato positivo nella seconda parte dell'anno, e qui parliamo di veicoli di più di 3 tonnellate e mezzo, e farò un cenno anche a quello che è la dinamica dell'ultimo miglio nella veste del mondo della consegna direttamente B2B agli privati, mentre ricordo che per l'auto il segno è meno 27, quindi il trasporto merci, che è la linfa dell'economia, che è il sangue dell'economia, ha dovuto continuare a funzionare. Ricordiamo anche che nel periodo del lockdown era forse anche difficile farci consegnare i mezzi, perché i concessionari erano chiusi, perché le fabbriche e gli stabilimenti produttivi erano chiusi e quindi non si poteva neanche assemblare i veicoli. Complessivamente è andato molto peggio per i veicoli più piccoli, fra 3,5 e 16 tonnellate, mentre per i veicoli di più di 16 tonnellate la perdita è stata contenuta in 12-13% per questo medione di 14. Va anche ricordato che i veicoli più piccoli, quindi 3, 6 e 16, probabilmente anche quelli che una volta erano legati all'ultimo miglio, stanno diminuendo fortemente. Sono meno di 4.000 veicoli consegnati l'anno scorso contro oltre 16.000 per i veicoli oltre 16 tonnellate. Se guardiamo il primo quadrimestre, c'è una buona notizia in termini di investimento delle aziende, perché le immatricolazioni di veicoli oltre 3,5 sono cresciute del 9%,
rispetto al 19, che è l'ultimo anno che si può utilizzare come raffronto, perché poi per il confronto col 2020 siamo a più 50%, ma vuol dire veramente poco. Per quanto riguarda i rimorchi, nel 19 le immatricolazioni di rimorchi sono calate del 21%, sempre a confronto del meno 14 per i veicoli a motori, soprattutto perché è mancato quell'effetto bolla che era stato osservato nel 2019 per l'effetto degli incentivi dell'intermodalità, che hanno avuto risposta, ha funzionato e ha funzionato per le grandi aziende. Gli incentivi dell'anno scorso non sono stati tutti utilizzati perché evidentemente, e qui io mi rivolgo agli organi in qualche modo di rappresentanza, la proposta di incentivi non era assolutamente adeguata a quello di cui le aziende avevano bisogno in quel momento. Soddisfatto la richiesta per l'intermodalità, l'anno successivo non serve più e bisognerebbe anche utilizzare qualcosa di diverso. Se c'è la richiesta di avere un intervento, sono a disposizione per fermarmi e ascoltare l'intervento prima di proseguire. Poi, per il veicolo commerciale leggero, che è diventato in qualche modo la bandiera dell'ultimo miglio al consumatore finale, c'è stato questo vuoto d'aria nel periodo del lockdown e poi si è fermato a meno 15%, quindi su dei valori molto vicini a quello dei veicoli pesanti. Se guardiamo l'andamento dei primi 4 mesi dell'anno, per i rimorchi i dati arrivano sempre con molto ritardo e quindi si ferma a marzo. Va ricordato che per il rimorchio rispetto al 19 e ovviamente l'effetto incentivo e intermodalità si fa ancora sentire, siamo al meno 15%, mentre per i veicoli commerciali leggeri siamo al più 2%, per il più 9 dei veicoli oltre 3,5. Quindi un settore che comunque dimostra dinamica forte rispetto al meno 15 che osserviamo per la vettura, ad esempio. Sicuramente non c'è sul veicolo di trasporto merci il stesso dubbio tecnologico che ci può essere sulla vettura, e quindi chi ha bisogno di un veicolo a gasolio, perché altro che al gasolio oggi non c'è alternativa, lo compra e lo utilizza. Venendo alle nostre aziende, complessivamente rispetto al 2007 abbiamo avuto la fortuna come osservatorio del mercato. Ovviamente la nostra finalità è di contare i filtri essiccatori, pneumatici, litri d'olio e molti altri ricambi che vengono utilizzati su questo parco, ma può essere anche utilizzato per tantissime altre finalità. Abbiamo osservato l'universo delle aziende di trasporto. Nel 2007 ne misuriamo 130.000, nel 2019 questo studio andrà rinnovato a fine del 2021, perché come lo potete vedere ha un ciclo biennale per le necessità del nostro mercato, e a destra avete il numero dei veicoli immatricolati in Italia e circolante all'interno, utilizzato all'interno di queste flotte. Eravamo a 619.000 veicoli nel 2007 e oggi ne abbiamo misurato l'ultima volta a dicembre del 2019 489.000, in leggera ripresa dopo gli anni orribili del 12, 13 e 14, dove il parco era notevolmente diminuito e poi è ricominciato a crescere. Ma ovviamente queste dinamiche non sono per tutti, purtroppo, e vorrei anche ricordare che le immatricolazioni dei veicoli che hanno la finalità di rinnovare il parco hanno vissuto almeno 5 stagioni in questi ultimi 20 anni. La prima stagione si conclude nel 2002, un'altra stagione si conclude nel 2008 e quindi vi gestisce una prima crisi con il 2009.
Nel 2012, altra crisi, in questo caso è una crisi tipicamente domestica, è quella del debito interno, e quindi il mercato si prende anche un'altra botta, ma nessuna crisi è destinata a durare per sempre. Quindi dal 2016 torniamo a un livello di immatricolazioni che vale 22-23 mila veicoli ogni anno, ma comunque lontano dei 40 mila veicoli dei primi anni 2000. E poi il 20, altra crisi, qualcuno fra i miei conoscenti, grande manager dell'automotive, dice: a questo punto ho l'impressione che queste crisi qualcuno le vuole per tenerci la testa sotto l'acqua. Comunque questa crisi del 20 lascerà delle tracce nell'immatricolazione e quindi nel parco circolante, anche perché volevo mettere anche la somma. Le immatricolazioni di veicoli nuovi dal 2000 al 2019 sono 541.000 veicoli, molto vicina a quello che noi rileviamo come parco circolante. È evidente che questi veicoli che percorrono decine di migliaia di chilometri ogni anno, spesso a pieno carico, dovrebbero avere una durata di vita relativamente limitata, e abbiamo quasi lo stesso numero di veicoli nel parco circolante di quelli che sono stati immatricolati negli ultimi 20 anni. È evidente che il rinnovo del parco non è avvenuto, e soprattutto se pensiamo che il 65% delle vendite di veicoli nuovi sono avvenute nel primo decennio, mentre solo un 35% è avvenuto negli ultimi 10 anni. Questo ovviamente ha portato ha anche contenuto un cambiamento nel contenuto delle vendite, più veicoli di grandi dimensioni e trattori stradali e meno veicoli di dimensioni più piccoli, e lo vediamo anche molto bene nelle evoluzione del mix di vendita fra le due grandi tipologie di veicoli. E poi nel parco, sempre in una logica dell'ultimo miglio, perché credo che sono i veicoli più piccoli per quello che so che fanno l'ultimo miglio, abbiamo avuto un cambiamento drastico della tipologia dei veicoli circolanti, perché prima avevamo le vendite, qui abbiamo il parco. Da metà e metà nel 2006 ci ritroviamo con un 25-75 nel 2020, quindi un profondo cambiamento della tipologia stessa dei veicoli utilizzati dalle flotte di trasporto. Altro elemento: se spacchiamo le nostre 92.000 aziende, abbiamo 77.000 padroncini, abbiamo circa 12.000 flotte che per noi che ci occupiamo della manutenzione hanno una caratteristica di non avere l'officina interna, e un po' meno di 3.000 che dispongono di una competenza e di una capacità di assistenza all'interno delle stesse flotte. E poi in termini di veicoli, questi padroncini hanno 140.000 veicoli, le grandi flotte, quindi le flotte con officina tendono a essere di grandi dimensioni, ci sono 131.000 veicoli, se fate la ratio trovate immediatamente il numero medio di veicoli, e 215.000 veicoli nelle aziende di più di 6 mezzi, perché questo è lo spaccato, e vi abbiamo anche indicato i valori assoluti di quello che vediamo fra veicoli da 6 a 19 veicoli, da 20 a 49, e in Italia abbiamo, secondo noi, 1.000 flotte con 50 e più veicoli. Io parlo qui di veicoli a motori, non faccio la somma con i rimorchi e i semirimorchi. Per quanto riguarda rimorchi e semirimorchi, ci sono circa 400.000 veicoli diviso come circa il 40% nelle flotte con officina, il 40% nelle flotte senza officina e il 20% presso i padroncini. Se guardiamo le dinamiche, il mio dico amico, perché molti mi prendono in giro quando lo cito, Vilfredo Pareto, quello della regola 20-80, quella che si chiama anche ABC,
la ritroviamo qui. L'84% delle aziende hanno a disposizione il 29% del parco, e qui abbiamo un primo indizio di quello che è successo in questi anni. Queste aziende in termini di numerica non sono molto variate, erano l'86% nel 2007, ma allora disponevano del 40% del parco circolante. Dopodiché abbiamo le flotte senza officine, che sono il 13% e che hanno a disposizione il 43% del parco circolante, le flotte con officina che sono il 3% del parco e che hanno il 28% del parco circolante. Quindi già questa impostazione mette in evidenza delle profonde differenze tra le tipologie aziende e ovviamente il loro modo di operare. Se andiamo ancora un po' più nel dettaglio per le dimensioni, ritroviamo queste 1000 aziende di grandi dimensioni che dispongono di 112.000 veicoli, quindi è abbastanza evidente fare la media, sono circa più di 100 veicoli per ognuno di queste aziende, mentre per i padroncini, quindi gli artigiani, le flotte da 1 a 5 veicoli, ci sono mediamente oggi 2 veicoli per azienda, ma anche lì le medie di Trilussa non bastano e bisogna andare oltre. È stata una domanda di forse oggi una decina di anni fa di Maurizio Petris, che mi ha detto: ma in fondo quanto sono i monoveicolari? E andando a fare i calcoli è venuto il dato che all'inizio non avevamo colto all'interno della massa dei dati, che è la dimostrazione che i dati vanno anche elaborati. C'è in tutto questo periodo, e qui parliamo di 12 anni, una costante. I padroncini monoveicolari con comunque un veicolo di più di 3,5 tonnellate sono un numero costante, 47.000, mentre hanno pagato il prezzo forte di tutte le crisi che abbiamo vissuto in questi 12 anni, le micro aziende, le piccole aziende, perché in termini di numerica sono passato da 65.000 aziende a 30.000 aziende. Sono in termini di personale che hanno perso il lavoro, di aziende che sono chiuse, dei numeri altissimi in termini di autisti, in termini di forza lavoro, che vale più di 10 volte tutte le Alitalia, gli Sulcis, le acciaierie di Terni messe insieme. Ma di queste nessuno ne ha mai parlato. Quindi ritroviamo anche lì tutte le grandi differenze che possiamo osservare in 12 anni con, ad esempio, i padroncini da 2 a 3, da 3, 4 e 5 veicoli che rappresentavano il 32% del parco circolante e che oggi ne rappresentano solo il 19%, mentre in qualche modo, e forse non sono neanche gli stessi, gli artigiani con un solo veicolo, in valore assoluto sono rimasti gli stessi, in valore relativo dal 36 passano al 51% delle aziende, quindi 47.000 su 94.000, ma rappresentano poi solo il 10% dei veicoli utilizzati per spostare la manifattura, per spostare le merci, prodotti agricoli, merci e manifattura che servono per alimentare l'economia. Dietro questi numeri ce n'è un altro, secondo me, molto rilevante per molti motivi, che è l'età media del parco circolante. Il nostro parco, che era giovane nel 2007, è diventato molto anziano, quasi rasenta i 9 anni di età media, ma soprattutto se guardiamo il parco dei padroncini ha superato i 10 anni e per alcune fasce di veicolo è molto elevato. Per i veicoli 3,5-16 tonnellate siamo oltre 11 anni, per
il parco oltre 16, siamo a 9,8, per le motrici abbiamo superato i 9 anni e sappiamo che le motrici sono dei veicoli che percorrono oltre 90.000 km mediamente all'anno e per alcune marche superano abbondantemente i 100.000, quindi sono veicoli che hanno quasi 1 milione di chilometri sul contachilometri. Qui abbiamo riportato anche l'età media per i vari segmenti del parco e ovviamente più l'azienda è piccola e più l'età media del parco, e questo è l'insegnamento da questa diapositiva, più l'età media del parco cresce e quindi c'è evidentemente una logica terribile dietro questo dato. La tendenza di lungo periodo è comunque l'evoluzione della portata, della massa totale a terra dei veicoli. Questo vale per le grandissime aziende dove quasi l'80% e più dei veicoli sono oltre 16 tonnellate e vediamo anche questa dinamica oggi crescere per i padroncini. Fra 2 studi la quota di veicoli oltre 16 tonnellate è cresciuto di 3 punti, passando da 60 al 63% per le aziende con meno di 6 veicoli. E questa è una tendenza di lungo periodo. Qui vi offriamo un dettaglio maggiore per i veicoli da 3,6 a 6 tonnellate, che sono calate da 78.000 a 53.000 veicoli, le veicoli da 6 a 12 tonnellate da 67.000 a 40.000 e i veicoli da 12 a 16 tonnellate da 56 a 36 sono quelli che probabilmente hanno più pagato per le crisi, perché qui ce ne sono almeno 3 nel periodo, mentre i veicoli di oltre 16 tonnellate, dopo un calo negli anni orribili del 13, 14 e 15, hanno reiniziato a aumentare all'interno delle flotte. E vediamo anche lì un diverso impostazione dell'attività fra le aziende con 1, 2, 3, 4, 5 veicoli e le aziende più grandi. Troviamo anche lì una diffusione maggiore dei veicoli più piccoli, quindi ovviamente una maggiore propensione a svolgere l'ultimo miglio per queste aziende rispetto alle aziende più grandi del mercato o dell'attività di trasporto in Italia. Per quanto riguarda l'evoluzione dei chilometri, ci sono ovviamente legato alle percorrenze, legato alla tipologia dei veicoli, delle chilometri annui diversi, dove ritroviamo per le aziende più grandi, dopo i 20 veicoli, delle percorrenze che sono a cavallo dei 100.000 chilometri, mentre per le aziende più piccole la percorrenza in ripresa dal 2015 è dell'ordine di 70.000 chilometri all'anno, poi per le flotte fra 6 e 19 parliamo di un valore di 80.000 chilometri, questo per il 19. Per quanto riguarda le evoluzioni del raggio d'azione, ci accorgiamo che l'attività delle aziende artigiane è sempre più portata verso l'attività nazionale o regionale. L'attività internazionale è calata dal 4 al 3% a cavallo dell'ultima crisi e anche solo per le aziende più grandi sono riuscite a mantenere quella quota di 1/4 dell'attività, mentre anche per le flotte fino a 50 veicoli si sono persi 2 punti. Ovviamente c'è uno spostamento e dietro questo c'è evidentemente anche il comportamento della manifattura italiana, che è fatto di aziende molto piccole che hanno difficoltà a negoziare dei prezzi per l'esportazione delle loro merci
e quindi tendono a chiedere ai loro clienti stranieri di venire a raccogliere le merci. È anche più economico fare un listino ex works dicendo al cliente questi sono i miei prezzi ma devi venire a prendere le tue merci sul mio piazzale, lasciando l'onere al distributore francese o tedesco o al cliente della manifattura francese o tedesco a prendere, a prelevare le merci direttamente utilizzando ovviamente un suo vettore nazionale col quale avrà trattato l'acquisto e il rifornimento dei suoi magazzini con uno o più clienti o più fornitori, ma con la quale parla la stessa lingua. Questo è anche la debolezza del nostro sistema logistico e il sistema di trasporti, ma che è anche legato alla debolezza della nostra manifattura fatta di tante aziende di eccellenza di piccole dimensioni. Ovviamente il lockdown ha lasciato la traccia puntualmente durante il periodo, ma anche dopo la ripartenza non si è tornato ai livelli di attività che erano precedenti. Si continuava a fine anno a viaggiare con -6 per i veicoli con motore rispetto al periodo normale precedente e a -11 per i rimorchi. Quindi questi sono i valori del nuovo normale come si è potuto leggere nella stampa in questo periodo. Per quanto riguarda le percorrenze, ovviamente ci sono stati dei cali legati alla percorrenza e all'attività, -11 nel primo semestre e complessivamente sul totale dell'anno -6, ricordo con un -8 e 7, ma comunque viaggia su un livello di -6 rispetto al periodo 19, ancora nella fase di ripartenza che non è ancora veramente avvenuta. Per quanto riguarda l'attività complessiva delle aziende, sono, chiamiamoli le attività artigiane, fino a 5 veicoli che hanno pagato più pesantemente il prezzo della crisi, dichiarando di aver avuto un'attività che si è contratta del 15% contro una contrazione delle aziende più grandi che è stata contenuta in una sola cifra, quindi non ha superato 10 punti, per un complessivo di contrazione dell'attività dell'ordine del 10%. Poi sappiamo che all'interno di una catena dei flussi che si è parzialmente smantellata durante il lockdown, le efficienze sono state soprattutto delle disefficienze e quindi dietro questo calo dell'attività ci può essere anche un diverso andamento dei costi delle aziende per questo evento. Un altro elemento importante secondo me da considerare è la competitività del sistema aziendale italiano. Se guardiamo, è un lavoro che abbiamo fatto per l'associazione dei costruttori per misurare la competitività. Ci rendiamo conto che in qualche modo non siamo molto lontano di quello che è la media della Germania, anche se la Polonia appare qui come un pericoloso concorrente che a cascata lavora in Germania e in qualche modo libera spazio agli operatori tedeschi per venire in Italia, dove probabilmente i prezzi potrebbero essere comunque un pochettino più alti. La Francia ha una caratteristica di essere molto concentrata su se stessa e a parte gli operatori lussemburghesi si può permettere di avere dei costi chilometrici un po' più alti rispetto alla media europea perché è autoreferenziale e lavora con se stessa. Ma se andiamo un pochettino più nel dettaglio, ci rendiamo conto che le aziende più piccole hanno dei costi molto similari ai costi francesi e le aziende più grandi hanno dei costi competitivi con i costi tedeschi. Quindi la riflessione è di dire
se in Italia uno vuole essere competitivo, ce la può fare, ma ci sono sicuramente dei pesi che gravano sulle aziende più piccole, che abbiamo anche chiesto, ma in un'ora non si riusciva a entrare nel dettaglio di questi elementi. Le aziende più grandi perché in qualche modo godono e possono usufruire di incentivi, di agevolazioni, di effetto di risparmio di scala maggiore, riescono a essere competitive con le aziende tedesche. Ovviamente la Polonia prese come emblema delle attività che si sono sviluppate dietro quello che una volta era la cortina di ferro, rendono la nostra attività molto complessa e una grande parte di questa competitività proviene dal costo del lavoro, che è una frazione del costo del lavoro che abbiamo in Germania, in Francia o in Italia, ma anche a volte con dei veicoli più recenti, più moderni, più efficienti, più parchi nei consumi, e questo ovviamente è una decisione che appartiene all'azienda, ma che servirebbe anche, col quale servirebbe anche un aiuto del palazzo. Cosa hanno fatto le aziende durante il lockdown per rispondere alle necessità? La cosa positiva è che il 50% hanno acquistato dei mezzi, qualcuno ha annullato o rinviato l'acquisto di mezzi, qualcuno ha venduto dei mezzi, il 40% circa. Un'attività che si fa molto in Francia, ad esempio, utilizzare i ricambi dei mezzi fermi per cannibalizzare e mantenere in operazione mezzi che hanno bisogno di circolare senza spendere soldi all'esterno. Questo lo possono fare le aziende che hanno un'officina interna, ma in Italia funziona poco, solo il 3% l'hanno fatto, il 7% delle aziende più grandi, e poi invece il 65% hanno lasciato dei mezzi fermi sui piazzali aspettando tempi migliori. Un altro elemento comunque positivo per il futuro è che il 66% delle aziende intende rinnovare tutto o parte del parco, al quale si aggiunge un altro 4% di aziende che intende aumentare il proprio parco. La riflessione che faccio è che questa intenzione di aumentare o di rinnovare colpisce l'86%, cioè interessa l'86% delle aziende più grandi e solo il 59%, 57 più 2, delle aziende più piccole. Un quarto, e io direi solo un quarto, perché è ovvio che in questo momento è molto difficile capire che cosa fare, un quarto delle aziende non sa cosa fare, e una quota molto piccola ha dichiarato di vendere i propri mezzi. È evidente che durante il periodo del lockdown abbiamo raccolto, durante le interviste che abbiamo realizzato, un certo numero di citazioni molto negative legate alla chiusura dei clienti. Quando le fabbriche sono chiuse, e a parte quelle dell'agroalimentare e quelle che erano legate o alla produzione di ricambi che potevano rimanere aperte o di prodotti farmaceutici e di attrezzature, alcune aziende, anche per mancanza a loro volta di forniture, hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione, quindi minore attività, mezzi che sono fermi. Comunque qualcuno ha citato, ed è un argomento che non tocca solo la crisi, ma che è di più lungo respiro, delle difficoltà di reperire autisti capaci, e anche a volte, almeno nella prima parte della crisi sanitaria, che avevano voglia di andare in giro e in qualche modo di esporsi a qualcosa che si conosceva poco. Qualcuno ha anche evocato la difficoltà di trovare ricambi di media o anche di alta rotazione durante il periodo, quindi un maggiore tempo di fermo veicolo durante questo periodo. In sintesi, questo comparto dell'economia assolutamente centrale è ricominciato a prendere spazio dopo un lungo periodo di
di diminuzione, stanno cambiando i mezzi che vengono utilizzati, quindi sicuramente mettendo in evidenza un cambiamento delle necessità della logistica. È un'attività che tende un pochettino a richiudersi sul suo mercato quando parliamo di un paese che è nella top 5 dei paesi esportatori nel mondo e fa compagnia a paesi come la Cina, la Germania, la Corea e il Giappone. Il quinto paese esportatore in Italia, al netto degli idrocarburi, è l'Italia, e quindi la sua logistica dovrebbe essere molto più potente di quello che è oggi, ma anche la sua manifattura ha i suoi limiti. Le percorrenze sono calate anche in maniera rilevante e ci vorrà anche un po' di tempo per farla ripartire. L'attività complessivamente è calata del 10 e nel 2021 non tornerà ai livelli del 19, o se lo farà solo nella seconda parte del 21. Dal punto di vista dell'attività di manutenzione, il fatturato è calato del 6 a fronte di un calo della percorrenza del 9%, perché ovviamente i veicoli hanno bisogno di essere riparati. E poi in termini di comportamento delle aziende, molti hanno aspettato tempi migliori, 65% hanno lasciato dei veicoli sui piazzali, il 50% ha comprato comunque un altro veicolo, quindi dimostrazione di una volontà, il 39% ha venduto almeno un mezzo. Ovviamente ci può essere una parte di compensazioni del mercato. E poi se cerchiamo di tirare delle conclusioni a questo, mi rendo conto, fiume di numeri, per fortuna questo webinar è registrato e quindi permetterà di tornare a vedere gli argomenti e i passi più importanti. Dobbiamo avere presente che il trasporto merci è assolutamente essenziale all'economia del paese. C'era un bellissimo filmato di Scania che faceva vedere, Franco Fenolio l'ha utilizzato molto spesso negli anni passati, come dopo 5 giorni un paese, e non solo il nostro, un paese entra in agonia senza mezzi di trasporto per spostare le merci in un senso e nell'altro. Il mestiere ovviamente cambia, come tutti i mestieri stanno cambiando, con nuove tecnologie, ma le necessità di spostare le merci dal punto A al punto B rimangono le stesse. La produttività è il motore della crescita del paese ed è sicuramente quello che è mancato di più negli ultimi 20 anni all'economia italiana. Difatti la scarsa crescita del PIL è spesso e quasi univocamente attribuito alla mancanza di crescita della produttività. La produttività richiede investimenti e nel nostro caso è investimento in tecnologia e investimento in formazione, di cui si comincia solo a parlare. Mancano gli autisti, ma va anche ricordato che questo si appoggia su una pesante demografia che richiederà 30 anni per essere messa a posto, o almeno 25. Quindi quando sento parlare di tutto come si risolverà con una migliore fiscalità per le famiglie, ricordiamoci che questa migliore fiscalità per le famiglie avrà un beneficio fra 25 anni, non prima. Una cosa che non so se è positivo o negativo, ognuno di noi dovrà farci la propria valutazione. Il numero degli artigiani monoveicolari è rimasto costante nel decennio, con ben 3 crisi, a 47.000 operatori. Quelli che hanno pagato pesantemente il conto sono le aziende fra 2 e 5 veicoli, il che rappresentano 33.000 aziende perse e 95.000 veicoli, il che vuol dire altrettanti posti di lavoro, perché dietro ogni volante ci voleva un autista.
E quindi in questi 10 anni ci sono 95.000 posti di lavoro che si sono persi e nessuno ne ha parlato. Poi ne sono stati persi anche nelle altre aziende, ma delle 130.000 posti di lavoro persi per calo del parco circolante italiano, 95.000, quindi l'80%, sono attribuibili proprio a questo segmento di azienda. Poi il parco degli artigiani è molto anziano, è invecchiato per tutti, ma in qualche modo le grandi aziende sono riuscite a mantenere una qualche forma di ciclo di investimento, mentre gli artigiani monoveicolari, in particolare i trattori stradali, sono molto vecchi. Abbiamo messo in evidenza che per ogni anno l'efficienza energetica dei veicoli è dell'1%, e quindi un veicolo che ha 15 anni, se viene sostituito, rappresenta di per sé un calo del consumo di carburante del 15%, ma ovviamente un veicolo molto anziano ha anche dei problemi di affidabilità. L'efficienza energetica e l'affidabilità rappresenta anche un diverso approccio ai costi, e evidentemente questo è un impegno in termini di competitività. Ricordo l'aforismo di Kennedy, che diceva: non chiedete quello che per lui erano gli Stati Uniti possono fare per voi, ma chiedetevi quello che voi potete fare per gli Stati Uniti. Se ognuno di noi fa un mezzo passo in avanti, è tutto il paese che fa mezzo passo in avanti. Poi le soluzioni per continuare a operare e consorziarsi e raccoparsi dopo tutte le attività, il mondo di McDonald's, il mondo di Uber, ci si può chiedere se si può ancora fare tutto da solo, e perché in qualche modo siamo di fronte a una interrogazione che è di dire: siamo destinati a innovare o a evaporare? Evaporare vuol dire in qualche modo scomparire. Abbiamo sempre le possibilità di cambiare. All'inizio ho citato e ho cercato di cancellare la parola problema. In azienda ormai tutti ridono e si mordono la lingua. GIPA è un'azienda come le altre, fatte di 6 persone per l'Italia, un po' di più nel mondo, perché quando uno si presenta dicendo abbiamo un problema, sa che io guardo molto storto e dico: non abbiamo problemi, abbiamo opportunità, e davanti all'opportunità che si presenta dobbiamo trovare delle soluzioni. L'uomo è fatto, come diceva Karl Popper, per risolvere problemi, per trovare soluzioni. Lo ha fatta per tutta la sua storia, per i 300.000 anni della sua vita, e anche se il mondo è accelerato e quindi le soluzioni dobbiamo trovarle più volte nella nostra vita professionale, vale la pena di cercarle per poterle trovare. Vi ringrazio per la vostra attenzione e la vostra pazienza. Se ci sono domande e se non vi siete tutti presi un po' di pasticche per sopravvivere al mal di testa, sono a disposizione per rispondere alle domande, e in ogni caso lascio la parola a Alvise, che ha anche lui un dato importante e credo molto rilevante anche in termini di logistica, perché parliamo sempre di movimento di merci. Grazie mille Mark per il tuo molto interessante contributo professionale. Mi unisco agli applausi che sono arrivati in chat, quindi purtroppo questa modalità non ci permette, insomma, di avere gli applausi in diretta, però ne sono arrivati molti e quindi te li riporto con piacere. Grazie a voi. Quindi grazie infinite. Come dicevi tu, fortunatamente questo intervento è registrato, quindi sarà fruibile anche in un secondo momento, e mi anticipavi, insomma, che qualche materiale sarà anche poi messo a disposizione, quindi ci sarà modo, insomma, per i partecipanti di tornare sulle questioni. Io, se il Presidente Varotto è d'accordo, proseguirei con il mio intervento.
e come anticipato, insomma, mi prendo qualche minuto per darvi qualche pillola informativa rispetto al mondo dell'e-commerce e Amazon, un po' come fenomeno di riferimento. Il mio intervento è teso a provare ad offrire alcuni elementi conoscitivi che possono essere utili per chiarire un po' meglio un tema del quale si sente parlare un po' ovunque, ma che non sempre, dal mio punto di vista, ha l'adeguato livello di contestualizzazione, ovvero l'e-commerce in senso ampio. Nella parte centrale dell'esposizione vi riporto alcuni elementi informativi su quello che è il modello Amazon e su come questo opera. Va comunque sottolineato che il mio riferimento ad Amazon è riferito agli aspetti che impattano nel trasporto, quindi Amazon non rappresenta l'intera platea degli operatori, ma lo uso come esempio con l'intento di sviluppare un po' un approccio critico rispetto ad alcuni aspetti del modello. Permettetemi di sottolineare che il mio intervento vuole concentrarsi sugli aspetti appunto legati al trasporto e alla consegna, quindi non valuta l'attività e l'opportunità di Amazon come marketplace per le imprese che vendono i loro prodotti online e quindi tramite questo canale di vendita. Quindi ecco, ci tenevo a fare questa premessa in modo che fosse chiaro. Io partirei con presentare insomma questo tema dalla sua definizione, cioè cercando di dare un'indicazione chiara rispetto a cosa si sta parlando quando si parla di e-commerce. Le definizioni che si trovano sulla rete concordano insomma abbastanza. Io qui vi ho riportato quella dell'Enciclopedia Treccani che dice che l'e-commerce è transazione e scambio di beni e servizi effettuati, scusate, sono andato avanti, mediante la tecnologia in buona sostanza. Le transazioni concernenti i beni fisici possono avvenire per via elettronica fino al momento del pagamento del bene acquistato, ma in ogni caso, un po' riprendendo anche quello che diceva Mark, in questo caso comportano l'espletamento delle attività tradizionali come il trasporto e la consegna all'acquirente. Quindi c'è un'attività legata al trasporto dei beni fisici che è imprescindibile. E nel caso invece però altrettanto importante è da considerare che per quanto riguarda i beni digitali l'intero processo di scambio può avvenire esclusivamente per via elettronica. Quindi tra i servizi acquistabili elettronicamente i più diffusi sono quelli collegati all'informazione, alla pubblicistica, ai servizi bancari e finanziari e alla prenotazione dei biglietti. Vorrei fare un chiarimento rispetto anche al tema del fatto che i mercati relativi all'e-commerce sono generalmente classificati con queste due categorie che poi hanno a loro volta delle sottocategorie, ma in buona sostanza quando parliamo di e-commerce si parla di business to business, quindi dell'attività che avviene tra imprese, o di business to consumer, quindi l'attività che è rivolta al consumatore finale. Poi infine c'è l'attività consumer to consumer che però in realtà non ci riguarda nello specifico. Quello che va evidenziato è che comunque l'attività di trasporto riguarda esclusivamente la compravendita di beni fisici, i quali rappresentano una parte del commercio elettronico. Infatti nel grafico che ho qui riportato si vede come l'incidenza per le varie settori di industria sia diversa rispetto al prodotto che viene scambiato, e comunque in termini percentuali c'è una forte rilevanza di quello che è il mercato di prodotti legati all'intrattenimento e quindi comunque prodotti non fisici. Le vendite al dettaglio di e-commerce comunque sono aumentate in buona sostanza
nel giro degli anni, a partire insomma dal 2000 in maniera netta e con un trend di crescita che è del 15% circa dal 2010 al 2019. Il fenomeno ovviamente con il Covid ha avuto un'esplosione. Va considerato che comunque nei mesi di lockdown totale le commesse hanno ricevuto in alcuni casi una impennata che ha raggiunto il 200%. Comunque, come si vede dal grafico, insomma, il trend è assolutamente in crescita. Quello che è rilevante rispetto al fenomeno del lockdown e le sue ripercussioni nell'e-commerce è il fatto che dal pre-Covid al post-Covid la penetrazione nel mercato dell'e-commerce è stata importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal pre-lockdown al post-lockdown molte più famiglie si sono approcciate, hanno preso dimestichezza con questa modalità di acquisto. Quindi oltre ad essere aumentata in maniera notevole la frequenza degli acquisti, è aumentato anche il valore dello scontrino medio di 2,5 volte. Insomma, in alcuni casi questo dato cambia, comunque insomma è sicuramente un dato rilevante. Nel fatturato totale dell'e-commerce, che come vi ho riportato riguarda una quarantina di miliardi di euro nella sua interezza, è importante vedere in termini percentuali, almeno dal mio punto di vista, che il quasi 60% del fatturato ha a che fare con la compravendita di beni immateriali. E la parte di beni fisici si distribuisce in maniera abbastanza equilibrata, mi sembra di riscontrare, rispetto a quello che è il mondo dell'alimentare, della moda, dell'elettronica, dell'editoria, qualcosina meno case arredamento. Comunque, come vedete, una parte prevalente del mondo dell'e-commerce si sviluppa sull'immateriale. E effettivamente uno studio di Confartigianato evidenzia che rispetto al 2008 il calo delle merci trasportate su strada è stato significativo, è pari al dettaglio di meno 42,4% in totale. Il dato non è aggiornatissimo, Mark è stato assolutamente puntuale e chiaro e ben più puntuali rispetto a questo dato, però quello che mi interessava evidenziare è il fatto che è un trend che va completamente, che discorda completamente rispetto a quella che era invece la curva ascensiva delle vendite dell'e-commerce. E quindi mi sono posto la domanda di come si può in qualche modo spiegare il crollo dei volumi totali in termini percentuali delle merci trasportate su strada, siano esse per conto proprio o per conto terzi, e contemporaneamente l'esplosione di questo fenomeno che è l'e-commerce. La risposta che ho provato a darmi è il fatto che evidentemente per Amazon in particolare, ma in generale per il mondo dell'e-commerce, il trasporto e comunque le vendite dei beni fisici rappresentano solo una punta dell'iceberg, diciamo per così dire, e che l'attività di trasporto e della logistica non sembra rappresentare il vero business di questa attività. Qui vi ho riportato alcuni dati che sono estrapolati dall'annual report di Amazon, e chiariscono un po' come si strutturi, diciamo, questo colosso. Ed è interessante vedere che Amazon divide la sua attività in tre principali segmenti, che sono Nord America, internazionale e AWS. I primi due di questi segmenti, Nord America e internazionale, si riferiscono un po' alle ripartizioni geografiche dell'attività di vendita al dettaglio di Amazon,
e generano ricavi, diciamo, dalle vendite del Nord America e del resto del mondo. Sono compresi anche abbonamenti e le vendite dell'esportazione. Però l'elemento sì, curioso è che gli utili non arrivano dalle vendite al dettaglio, c'è effettivamente un segmento di Amazon che non ha avuto successo negli ultimi anni ed è il business internazionale. Questo segmento è costituito dalle attività di vendita al dettaglio dei prodotti di consumo a livello internazionale. Io non sono riuscito a reperire un maggior dettaglio rispetto a quelle che sono le aree geografiche riferite a questi dati, perché evidentemente Amazon non li rende pubblici, però va comunque evidenziato che questo segmento internazionale, quindi tolto il Nord America, ha generato un utile operativo nell'esercizio del 2020 dopo 3 anni consecutivi di perdite. Quindi dov'è che si sviluppa il business? Il business si sviluppa in quello che l'acronimo dice essere AWS, che è Amazon Web Services. Questo è un programma che è stato lanciato nel 2006 e fornisce servizi ad aziende governative, istituzioni accademiche, tutta una serie di servizi per archiviare informazioni e fornire contenuti. Quindi questa è una piattaforma infrastrutturale nel cloud che offre una varietà di soluzioni all'utente e al cliente, quindi come l'hosting di applicazioni, di siti web, la fornitura di IT aziendale, e distribuisce ovviamente contenuti. Va evidenziato che questo segmento di Amazon Web Services ha generato vendite nette per 45 miliardi di dollari e un reddito di 13 miliardi nell'esercizio 2020. Un dato particolarmente interessante è il fatto che questo segmento rappresenta il 12% delle vendite nette totali e il 59% del reddito operativo per tutti i segmenti. Quindi questo è un dato sicuramente interessante. Amazon Prime nel Black Friday del 2019, che è l'ultimo venerdì di novembre, quello che precede insomma l'attività di vendita del Natale, in quel giorno le richieste dei clienti sono esplose e con loro ovviamente anche il costo della logistica. La consegna in 24 ore impone effettivamente uno stress alle spedizioni non sostenibile economicamente, ma evidentemente consente alla piattaforma di sbaragliare la concorrenza. Quindi da questi dati emerge dal mio punto di vista il fatto che Amazon forse non è un campione di logistica, semplicemente ci spende un sacco di soldi e la spedizione gratuita, che è insomma il mantra, diciamo, dell'abbonamento Prime, evidentemente è una straordinaria leva di marketing. I debiti quindi non sono un problema. Amazon ha iniziato a vendere gli abbonamenti nel 2015 che costavano 20 euro, oggi costano 36. Quando avrà un po' fatto piazza pulita di concorrenti, potrà a quel punto decidere il prezzo di qualche milione di prodotto rispetto a quelle che sono appunto le vendite di beni fisici. In Italia la quota di consegne gratuite è molto alta e come dicevo la gratuità è uno dei segreti del successo dell'e-commerce di alcuni operatori. La tracciabilità del cliente nelle vendite è un driver di assoluta fedeltà e soprattutto, come dicevo, una leva di marketing notevole. Però rimane il fatto che la gratuità delle consegne è in realtà un fattore estremamente impattante sui costi e sui tempi della logistica e del costo effettivo del prodotto. La consegna a domicilio oggi rappresenta il modo principale di consegna
dei beni diciamo, che vengono effettuati da parte della rete distributiva attualmente, insomma, in Italia, della rete distributiva dei corrieri. Stanno crescendo i servizi di ritiro dei prodotti acquistati o prenotati online nel negozio, nell'ufficio postale e nel locker, e stanno notevolmente anche cambiando le abitudini e gli orari che incidono nel ritiro di questi prodotti. L'organizzazione della consegna dell'ultimo miglio richiede una ottimizzazione incredibile. Grazie alle tecnologie si sta in questo senso colmando questo gap di performance. In prospettiva la consegna sarà verosimilmente on demand, quindi gestita dal consumatore, e dovrà essere effettuata con mezzi green per essere diciamo così appetibile. Questo è uno scenario in continua evoluzione e dai difficili contorni. È evidente che comunque l'ultimo miglio è la tratta più complicata e riguarda alcuni aspetti rilevanti e particolarmente complessi da gestire, quindi i tempi di consegna che devono essere ovviamente rapidi, il packaging che deve essere poi smaltito, la ripetizione della consegna se il destinatario non è in casa e l'eventuale reso. Insieme ai click cresce la necessità di imballaggi sempre più sostenibili, e quindi va anche evidenziato che l'e-commerce produce una grande quantità di rifiuti. Con l'aumento evidentemente anche degli acquisti crescono imballaggi, prodotti trasportati, utilizzati e che devono essere comunque smaltiti e gestiti. Noi siamo qui rispetto a quella che è la percentuale delle vendite online verso l'estero. Come vedete il nostro paese è ancora diciamo nella parte bassa della classifica. Amazon quindi nel caso di Amazon non guadagna né dalle vendite in Europa né tantomeno dal servizio di trasporto, motivo per il quale questo colosso, come altri, si sta ponendo il target di completa automazione della consegna dell'ultimo miglio. Il tutto è possibile perché, come dicevo in precedenza, al di là degli aspetti non fisici dei beni, l'e-commerce è caratterizzato da una prevalenza di beni fisici di piccole dimensioni e nel corso degli anni, qui il grafico va letto dall'alto verso il basso, si è avuto una rapida evoluzione del modo di trasportare e per riprendere un po' anche quello che diceva Mark prima, evidentemente c'è un qualche collegamento rispetto alla diminuzione di vendite di veicoli da ultimo miglio e allo stesso tempo quello che evidenziava proprio Mark, anche un cambiamento drastico della tipologia proprio dei mezzi che vengono utilizzati per questo tipo di spedizioni. Va considerato che nel 98 circa la maggior parte dei clienti di questo mercato acquistava il prodotto online e lo ritirava autonomamente nel negozio fisico. Nel 2008 questo modello, diciamo, ha già iniziato a modificarsi, le aziende si sono strutturate e mediante l'uso dei corrieri hanno effettuato le consegne o direttamente ai loro clienti o presso i locker urbani, che sono appunto quegli scatoloni, nel caso di Amazon azzurri, che vedete disposti in alcuni punti strategici della città. Spesso si trovano nei distributori di gasolio. È chiaro che la tendenza è quella che i servizi di consegna siano sempre più su misura, diciamo, del cliente, e quindi con la tendenza poi di farli gestire direttamente a lui. Ecco, io ho cercato di inquadrare un po'
in maniera un po' più ordinata forse rispetto a quello che solitamente si sente dire dell'e-commerce, e vi lascerei semplicemente con questo estratto che a me risulta particolarmente interessante, che è un estratto del libro Cosa vogliono gli algoritmi di Ed Finn, che si intitola il capitolo Magazzini nella cloud, e recita questo: aziende come Amazon si affidano a ditte esterne di logistica perché gestiscano queste strutture e assumono propri dipendenti per lavori come il picker raccoglitore. I raccoglitori sono computer umani che svolgono un lavoro appena un po' troppo complesso per i robot. Guidati dai tablet per individuare gli articoli tra migliaia di contenitori, traducono le riserve di materiali in processi algoritmici. Ogni passo e ogni secondo vengono tracciati e la loro prestazione dipende dal raggiungimento di specifici obiettivi. I magazzini sono un'espressione fisica della logica algoritmica. Un contenitore può benissimo contenere un assortimento casuale di oggetti e trovarsi in un corridoio, e con una simile organizzazione aleatoria il raccoglitore può tenere in mano un oggetto per pochi secondi prima di metterlo sul nastro trasportatore che lo porterà ad un altro essere umano in un altro punto della struttura che lo confezionerà. Ogni aspetto della vita professionale di questi dipendenti temporanei è dettato da un arbitraggio algoritmico. Una politica aziendale di questo tipo, al di là dell'impatto emotivo e finanziario, ha poco senso anche dal punto di vista della gestione operativa, ma la sovrastruttura della cultura algoritmica dà senso a questa insensatezza rendendola invisibile. La nuvola cloud sembra fisicamente intangibile, anche quando serve a coprire e oscurare questi strati d'astrazione e il duro lavoro umano dietro lo spettacolo dell'elaborazione, coprendoci di messaggi sull'attraente ideale del comodissimo e-commerce con i suoi prezzi imbattibili e la spedizione gratuita. Ecco, io vi lascio con questo intervento, con questo spunto. Spero che l'intervento sia utile e mi fermerei qui. Quindi darei la parola al vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Iraci Sareri, che ho visto che si è collegato per un saluto conclusivo, e grazie ancora. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì. Intanto porto i saluti del presidente Roberto Boschetto, che era impegnato in un'altra sede, quindi non è potuto intervenire. Volevo solo fare alcuni passaggi, ma molto brevi, perché insomma è stato sicuramente interessante tutto quello che abbiamo sentito questa mattina. La prima cosa che mi viene in mente è rimarcare quanto l'autotrasporto in questo periodo, in questo ultimo anno, soprattutto in questi anni, è stato importante e fondamentale nell'economia, nel valore dell'economia nazionale. Quindi ha dimostrato una grande resilienza e una grande rilevanza strategica nei confronti appunto dell'economia. Ha rappresentato la colonna portante di questo paese nel sistema produttivo. Nonostante però questo grande valore riconosciuto da tutti, soprattutto, ripeto, nell'ultimo anno e con la pandemia tutti sappiamo che cosa è successo, rimangono ancora comunque alcune criticità. Stiamo assistendo, e Confartigianato lo vede insomma dai suoi studi, a una biforcazione dell'autotrasporto, sempre di più verso un rafforzamento delle imprese strutturate e meno a discapito delle imprese ovviamente con flotte medio-piccole. Flotte medio-piccole che in realtà sono quelle che hanno maggior dinamica e sono più flessibili e quindi continuano a dimostrare un adattamento sempre più preciso ai cambiamenti. La robustezza di questi ultimi, come dicevo, delle flotte medio-piccole deve farci capire che nelle filiere merceologiche nelle quali si collocano rappresentano elementi di elevata specificità, nelle nicchie di mercato che richiedono grande professionalità. Caratteristiche queste che, come si parlava prima ovviamente di Amazon e dell'e-commerce, hanno sicuramente cozzano un po' su quelle che sono le strategie della gig economy e quello che riguarda ovviamente il just in time.
Però bisogna pensare ovviamente al fatto, come diceva prima Alvise, che l'e-commerce è in crescita e questo non possiamo ovviamente fermarlo, e quindi bisogna cercare di intercettare questo mercato e cercare di fare in modo che le nostre aziende possano entrare all'interno di questo meccanismo. Una riflessione doverosa va fatta nelle condizioni di lavoro degli addetti ai servizi logistici, in quanto il settore in termini di salute, di sicurezza e dei luoghi di lavoro, rispetto agli orari di lavoro, di riposo e di un compendio dignitoso. Il nostro Paese soffre ancora di importanti diseconomie e lungaggini burocratiche ed è quindi necessario e importante, soprattutto in questo momento, assolutamente in questo momento, pensare alla sburocratizzazione, a un rispetto del salariale professionale e alla semplificazione in ambito di formazione. Questo diventa un elemento essenziale. Quindi solo poche parole per dirvi quanto ovviamente, ripeto, l'autotrasporto ha dimostrato e dimostra tuttora il proprio valore e quanto è importante nell'economia nazionale del nostro Paese, e appunto perché è così importante deve essere tenuto in considerazione e ovviamente salvaguardato. Grazie a tutti. Grazie Vicepresidente per questo intervento conclusivo. Non so se il Presidente Varotto, che è collegato, vuole intervenire per un saluto anche lui, dopodiché mi avvierei alla fase conclusiva, visto che abbiamo rispettato perfettamente le tempistiche. Eccomi. Niente, saluto il Vicepresidente Ivaci Sareli per il saluto della Federazione che ci rappresenta, e quindi siamo parte di questa grossa realtà. Molto interessante la giornata, quindi abbiamo anche rispettato i tempi, si vede la complessità del nostro mondo, come anche altri mondi produttivi o di vendita e tutto il resto, però credo che la struttura burocratica del nostro settore è complessa in tutto il suo mondo, e su questo c'è una difficoltà certe volte di aggregarsi o capire il sistema. Mi farebbe anche molto piacere comunque, visto che siamo partiti nell'orario giusto, abbiamo finito nell'orario giusto, se qualcuno un minuto o due vuole fare delle considerazioni o dire la sua, perché il confronto per noi da parte del sindacato è molto importante, perché dobbiamo recepire anche quello che è il pensiero della gente, delle persone, perché i numeri, i dati, tutto è una cosa interessante, struttura, però il settore della parte produttiva, di chi lavora, è molto, per me è ancora importante. Quindi se qualcuno vuole fare un minuto di considerazione o qualche domanda o un po' di dibattito, se no avvise, chiudiamo. Ecco, volevo solo capire se qualcuno era interessato a fare le domande o dire il suo pensiero, perché noi siamo gente che si impegna, e ringrazio anche tutti i nostri funzionari e presidenti che vedo. Non vedo gli altri partecipanti, se anche vogliono accendere le immagini, mi farebbe anche piacere trovare le persone. Ecco, Luciano, per l'impegno e per la pazienza, e anche di come continuiamo a elaborare e strutturare il nostro lavoro. Ecco, io lascio, se c'è qualcuno lascia la parola. Un minuto, comunque penso che un quarto d'ora si possa andare avanti, anche perché fatto a pillole un'ora e mezza credo che sia sostenibile per tutti, non è un convegno, qualcosa di noioso. Ecco, vi lascio, se c'è qualcuno senza problemi siamo a disposizione, abbiamo il massimo di massima disposizione. Il mio è un intervento, ma non è un intervento tecnico, è un intervento di ringraziamento, in quanto a fronte di tanti anni di esperienza sindacale, mai come in quest'ultimo periodo, grazie anche alla tecnologia, ma alla volontà certamente espressa dal Presidente Varotto, ma anche dal nuovo funzionario Zerbinati, nuovo perché non è tanti anni che è qui con noi, quest'anno siamo riusciti a spalmare sulla Federazione dei Trasporti, anche per altri, ma in particolar modo sulla Federazione dei Trasporti,
tutta una serie di iniziative a 360 gradi su quelle che sono le richieste, ma anche le aspettative della federazione. Oggi ne è un esempio concreto che esula da al di là delle iniziative concertate per via del protocollo che vanno a esaminare tutta una partita tecnica. Oggi l'e-commerce ci consente anche di approcciare e verificare in maniera diversa quelli che sono i scenari, i passati, presenti ma anche i futuri, che potrebbero in qualche maniera coinvolgere il settore del trasporto, magari in maniera limitata, perché oggi abbiamo espresso degli ampi e dei grandi concetti, però è comunque un bagaglio, una cultura che a mio avviso può aiutare sia i dirigenti ma anche i funzionari a prefigurare quello che sarà il nuovo scenario che potrebbe impattare sul settore dei trasporti. Quindi il mio intervento vuole solamente essere un ringraziamento alla Presidenza e anche al funzionario per quanto è stato possibile fare. Io come metropolitana di Venezia apprezzo queste iniziative perché mutualizzate su tutto il territorio della regione consentono a tutte le province di crescere e di portare a compimento eventuali iniziative che altrimenti da soli non si poteva fare. Quindi un grazie a tutti voi. Volevo innanzitutto ringraziare il nostro ospite per il contributo e come poi è scritto i materiali saranno distribuiti. Ringrazio ovviamente il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Iraci Sereri, per il suo saluto e per le conclusioni. Ringrazio il presidente Varotto, presidente del trasporto merci di Confartigianato Imprese Veneto. Ringrazio anch'io tutti i colleghi funzionari e tutte le imprese collegate e ci diamo appuntamento a sabato 29 maggio per il terzo incontro informativo con l'Autostrada del Veneto sulle novità del codice della strada. Quindi vi ringrazio di nuovo tutti quanti e vi auguro un buon weekend.